Avviate anche in questa circostanza i movimenti sincronizzati, o comunque quei momenti in cui automaticamente ci si muove perché si segue evidentemente quelle frasi musicali che noi chiamiamo nodas, picchiadas, che Annalisa sta cercando di riproporre anche con l'organetto diatonico, visto che è uno strumento insomma un po' più moderno e figlio dell'era industriale che è arrivato in Sardegna alla fine dell'Ottocento, ma che bene si è integrato anche, come vediamo, in alcuni balli dell'area meridionale dell'isola. Quindi ecco, questi movimenti sincronizzati saranno determinati semplicemente da ciascuno delle coppie che segue insomma la musica per esprimere il proprio ballo popolare. Quindi viviamolo insieme, ancora una volta con Nesa con suo ballo e braccia.